appunto già il fatto che avevamo denunciato, guardando i dati del bilancio di cui stanno discutendo proprio in questi giorni, che c'era un taglio secco al fondo per l'autosufficienza di circa 14 milioni di euro, ma non è solo quello, perché se si ripristina va benissimo, ma c'era un'altra incognita nelle pieghe di bilancio, e cioè il fatto che erano in ballo dai 61 ai 76 milioni, questo dalle cronache dei giornali, dei cosiddetti extralea. Noi su questo abbiamo fatto molte trasmissioni e come sindacato pensionati abbiamo fatto anche iniziative contro, manifesti, volantini, eccetera, perché diciamo così, gli assegni di cura, adesso la stringo per farmi capire, venivano definiti con una delibera dell'anno scorso fatta dalla Giunta come extralea, cioè non prestazioni sociosanitarie o sociali, ma prestazioni sanitarie, e quindi che dovevano essere pagate attraverso il Fondo Sanitario Nazionale. In ballo c'erano circa 61 milioni che non erano più accreditati presso il Fondo per la non autosufficienza regionale, che, come ricordavo prima, c'è questo taglio evidente nella presentazione della Giunta di 14 milioni, ma c'erano anche questi 61 che non apparivano. Ecco, allora, leggendo proprio le motivazioni che hanno usato i componenti della quinta commissione per dire che il bilancio presentato dalla Giunta va bocciato, c'è proprio questa motivazione di Mauro Bonin, che è il dirigente della Giunta regionale, che dice per l'appunto che, così come diceva la CGIL e in particolare il sindacato dei pensionati, CGIL e lo SPI, in assenza di una legge nazionale che modifica l'impianto normativo, non è possibile pagare il sociale con i fondi sanitari, e qui c'è la conferma di quello che dicevamo noi. Quindi il rischio ora è non solo dei 14 che bisogna ripristinare ovviamente, ma di questi 61 tutti gli assegni di cura sono in bilico, non solo quelli, perché c'è molto di più dentro.